No. Autonomia del Veneto, ancora un nulla di fatto dal Consiglio dei Ministri, nuove polemiche tra Lega e Movimento 5 Stelle, Zaia, anche la pazienza ha un limite. Polemica aperta per la commissione da pagare sul reddito di cittadinanza, i sindacati denunciano una contraddizione in termini per gli avversari politici del governo, è un'assurdità. Minacce di morte, botte e umiliazioni continue per anni nei confronti dei genitori. Dopo l'ennesima lite i carabinieri hanno arrestato il figlio adottivo 27enne di una coppia di Mira. Finisce in manette la cosiddetta banda dell'autogrill. 3 persone sono accusate di essere responsabili di 7 furti commessi durante l'estate 2018 per un bottino di oltre 30.000 euro. Istituzioni, associazioni di categorie e sindacati uniti contro il caporalato. Siglato a Venezia il protocollo per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Processo Banca Popolare di Vicenza, in aula bunker a Mestre si presenta a sorpresa l'ex presidente Gianni Zonin che ribadisce il CDA non sapeva nulla delle baciate. 3 candidati in lizza per la carica di sindaco a Scorzese, i principali comuni al voto della città metropolitana di Venezia. Ecco i loro programmi elettorali. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque l'autonomia, perché continua il braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle e il presidente Zaia dice anche la pazienza ha un limite. Se l'iter dell'autonomia del Veneto fosse un romanzo o un film, probabilmente non sarebbe un thriller, perché oramai, soprattutto visto dal versante Lega, il copione in Consiglio dei Ministri pare ripetersi quasi sempre uguale e senza colpi di scena, se non la crescente tensione che oramai sul tema pare contraddistinguere il rapporto tra i due alleati di governo ad ogni rinvio. Questo governo è bene che si attivi per darci subito l'autonomia. Il progetto c'è, abbiamo fatto tutti i compiti per casa, non posso più accettare che dai 5 Stelle arrivano frasi come ci saranno cittadini di serie A, di serie B, quello che c'è scritto non va bene, perché allora se è così ci dicano nero su bianco qual è la loro idea di autonomia. Secondo il sottosegretario pentastellato alla pubblica amministrazione Mattia Fantinati, è invece il Movimento 5 Stelle che farà un'autonomia che i cittadini attendono da 30 anni, mentre la Lega, che allora governava con Berlusconi, faceva solo chiacchiere. Se la riforma non si fa bene, conclude Fantinati, scatenerà solo caos, duplicazioni di competenze, di centri di decisione e di spesa, mentre a pagare saranno i cittadini. Particolarmente duro il deputato veneto Roberto Caon di Forza Italia, per il quale il solo modo per ottenere l'autonomia è togliere la fiducia a un governo che ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio di non voler arrivare a questo risultato. Questo dovrebbero fare, ha concluso, deputati e senatori veneti di ogni colore politico. Certo è che l'attesa, perlomeno vista dal Veneto, inizia ad apparire troppo lunga. Battiston, un naturalista francese, diceva che la pazienza è la virtù dell'intelligenza. Però è pur vero che poi a un certo punto finisce la pazienza. È vero che questo anno, il 2019, nel bene o nel male sarà segnato dall'autonomia. Se qualcuno ancora non ha capito che direzione ha preso la storia, lo capirà dal popolo, dalle piazze, da tutti. E adesso la nostra inchiesta sul reddito di cittadinanza, la scoperta che per il prelievo alle poste o in banca si paga una commissione, scatena la bufera politica ieri sera nel corso della nostra trasmissione Ring. La commissione è una cosa ridicola oltre che scandalosa, perché significa che siccome sono circa 1 milione e mezzo le persone che detengono questa tessera, se ognuno di loro preleva 5, 10, 15 volte all'anno, vuol dire che le banche incasseranno qualche decina di milioni di euro dal reddito di cittadinanza, quindi un provvedimento nato per i poveri che va ad arricchire le banche. Poche ore e la bufera è servita. Il balzello sul sussidio è già stato chiamato per i sindacati una contraddizione in termini, per gli avversari politici un'assurdità. Il prelievo con la card per il reddito di cittadinanza prevede una commissione da €1 con le poste e €1,75 con gli altri istituti di credito. Tutto secondo riforma, nero su bianco, a saperlo però praticamente nessuno. Possibile che su un aiuto sia prevista una commissione da pagare? Nel mirino degli oppositori il Movimento 5 Stelle. A Ring la polemica si infiamma e il candidato alle europee pentastellato Anthony Candiello cerca di spiegare. Che le banche e tutti gli istituti finanziari siano sempre lì a prendersi qualche commissione da qualche parte è una cosa che sappiamo. Ma non sul reddito di cittadinanza, allora, siamo tutti d'accordo. Sì, no? lo strumento alla fine è uno strumento che passa per questi meccanismi finanziari e qui
magari questa è una cosa che si può anche vedere. Molto spesso si fanno anche le riforme e si interviene e poi c'è una questione economica, finanziaria, se questi costi vengono poi gestiti dal governo aumentano anche molto di più, cioè questo è un tipo di costo che poi ricade in piccola parte sul cittadino come avviene altre volte. Per il Movimento 5 Stelle dunque un problema di risorse. Questi interventi sono, a costo contenuto per le risorse di tutti, ok? Però chiaramente nel momento in cui non ho la disponibilità di spesa come dovrebbe essere in pieno, allora magari ci sono questi contraccolpi. Da Antena 3 l'input è chiaro: muovere i pentastellati veneti per farsi sentire a Roma e rivedere questa contraddizione. Noi siamo le televisioni che hanno raccolto, come sa, mettendo in evidenza sempre il conto corrente della regione Veneto, nel momento anche Friuli Venezia Giulia, nel momento in cui sono state colpite dal forte maltempo. Quando abbiamo scoperto che c'erano le commissioni, perché i telespettatori ce l'hanno detto subito, abbiamo fatto una forte opera di informazione e questa commissione si è tolta. Pensiamo che debba essere tolta, poi ci sbaglieremo anche per il reddito di cittadinanza, insomma ci sono altri modi per altre persone che potrebbero pagare la commissione. In questo caso crediamo che non sia... Potrebbe essere, io non sono al governo, ma sicuramente è una cosa importante secondo me. La cronaca da anni picchiava e minacciava di morte i genitori adottivi. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri. Minacce di morte, botte e umiliazioni continue per anni nei confronti dei genitori. Dopo l'ennesima lite, i carabinieri di Mira hanno arrestato il figlio adottivo 27enne della coppia, che ormai era arrivata allo stremo. La situazione era diventata insostenibile per loro, con le minacce che erano all'ordine del giorno. Centinaia gli episodi accertati dai carabinieri. Nell'ultima occasione, oltre alle percosse, il giovane ha dato in escandescenze, mettendo sottosopra e danneggiando l'abitazione. Oltre ai calci e ai pugni, il 27enne distruggeva anche tutto quello che si trovava davanti. Dai mobili alle porte, dai pensili della cucina alle vetrate, ma anche piatti, bicchieri, televisioni e computer. Tutti episodi che si verificavano dopo cospicue richieste di denaro, per lo più per acquistare stupefacente. Ma erano le continue violenze a rendere insostenibile la convivenza. Picchiati, tanto da ritrovarsi a più riprese col viso tumefatto, i genitori venivano minacciati, spesso con coltelli da cucina. Un'escalation di violenza e di continue richieste di soldi fino ad arrivare ai furti in casa. Per la coppia era diventato un incubo. Aveva rubato anche oro per rivenderlo, comprese le fede nuziali, tanto da costringere i genitori adottivi a cambiare la serratura della porta della camera da letto, per paura che il figlio li potesse uccidere di notte. Ora il ragazzo arrestato è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Dopo quasi un anno di indagine è stata identificata la banda dei furti in autogrill. Chiuse le indagini sui furti nelle aree di servizio autostradali nei confronti dei turisti. Gli agenti del comando della Polizia Stradale di Venezia con la Polizia di Marghera, attraverso le varie testimonianze e la visualizzazione dei filmati delle telecamere, hanno identificato le auto utilizzate e successivamente i 3 autori, tutti italiani, accusati di essere responsabili di ben 7 furti commessi durante l'estate 2018, per un bottino che supera i 30.000 euro. I 3, 2 di 26 e 37 anni, disoccupati e con precedenti, e uno di 19, sceglievano accuratamente le auto parcheggiate, preferendo quelle condotte da anziani o persone fragili. Poi entravano in azione approfittando della sosta. A volte bucavano uno pneumatico per indurre i malcapitati a sostituire la ruota e poter rubare i beni incustoditi sui sedili direttamente dagli sportelli aperti, approfittando della distrazione degli automobilisti. Altre volte invece forzavano le serrature. Uno dei furti è costato a un anziano la perdita dell'apparecchio acustico. È un protocollo all'avanguardia, quello siglato a Venezia per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura veneta. Il caporalato non ha radici profonde in Veneto, ma è comunque un fenomeno grave da non sottovalutare. A Palazzo Balbi, a Venezia, un'ampia intesa per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura ha visto il suo atto costitutivo con la firma di un protocollo siglato tra parti datoriali, sindacati, istituzioni e ispettorati, che rappresenta il risultato di un tavolo di lavoro costituito nel luglio scorso per favorire l'incontro trasparente tra domanda e offerta di lavoro in campagna.
Il significato di questo accordo riconosce che c'è un'esigenza appunto di qualità del lavoro, soprattutto, quindi riconoscere che il caporalato indebolisce il settore è un passo avanti per sviluppare strategie di sostenibilità per l'agricoltura. Con l'intesa le parti si impegnano a promuovere azioni concrete per rafforzare le condizioni di legalità, di salute e di sicurezza, anche e soprattutto attraverso una grande banca dati che sarà condivisa da tutti e un migliore rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Noi riteniamo che il caporalato sia una forma di schiavitù e soprattutto non aiuti le imprese regolari, quelle che pagano le tasse, quelle che fanno tutto con serietà, e quindi il caporalato va colpito sia sul fronte dei lavoratori che sul fronte dell'impresa perché è concorrenza sleale. L'agricoltura veneta conta 65.000 aziende, circa 174.000 occupati e 350 prodotti tipici, vale 6 miliardi di PIL, seconda solo alla Lombardia. Quello siglato a Venezia è un progetto all'avanguardia in Italia. In Veneto non ci sono stati tanti casi, li abbiamo avuti, ma sono stati subito controllati e sedati dalle forze dell'ordine e dagli ispettorati del lavoro, ma con questo protocollo tra le istituzioni delle parti sociali e gli imprenditori agricoli e le categorie agricole noi vogliamo che sulle nostre campagne si vengano a lavorare anche persone che arrivano da altri paesi del mondo, ma siano in regola e partecipano alla nostra agricoltura in maniera corretta. Processo Banca Popolare di Vicenza, oggi in aula Bunker a Mestre a sorpresa è arrivato il presidente, l'ex presidente Gianni Zonin, che ha ribadito il CDA non sapeva nulla delle baciate. Siamo qui perché la verità venga a galla e questo è l'impegno di tutti, dagli avvocati e da tutti quelli che sono qua. E lui, Gianni Zonin, è comparso a sorpresa in aula Bunker a Mestre, dove si sta celebrando il processo per il crack della Popolare di Vicenza, per dire la sua di verità. In un'aula semideserta, seduto in prima fila a fianco ai suoi legali, ha ribadito ai giudici e ai microfoni quanto da sempre sostenuto sulle cosiddette operazioni baciate. Riconfermo, se vediamo negli anni, per 1000 anni lo riconfermo. Cioè dice che delle baciate non sapeva niente? La sua amministrazione no. Di tutt'altro avviso le deposizioni in aula Mestre di due funzionari che in mattinata sono stati chiamati proprio a spiegare il fenomeno dei cosiddetti finanziamenti baciati. Entrambi i testi hanno confermato quello che doveva emergere dall'istruttore dibattimentale, cioè l'esistenza di queste operazioni baciate da parte della banca nei confronti di alcuni soggetti. Operazioni baciate che, ricordiamo, rappresentano il cuore dell'indagine avviata dalla Guardia di Finanza nel settembre del 2015 e coordinata dai due sostituti procuratori del Tribunale di Vicenza, Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori. Certo, ha colto di sorpresa l'arrivo in aula proprio in questo frangente di Zonin. Era una presenza importante anche il fatto che ci fossero dei testimoni di rilievo e la domanda nostra è come mai proprio oggi è comparso il dottor Zonin. Confermata intanto la notizia che il processo al momento non tornerà a Palazzo di Giustizia a Vicenza, ma rimarrà anche per le prossime udienze fino a dicembre saldamente in terra mestrina. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta, ancora cronaca in questa seconda parte di telegiornale. Padre e figlio raggirati dalla società del broker veneziano Gaiatto, già in carcere. I fatti nel Trevigiano, ad Orsago. Una nuova denuncia per truffa si aggiunge alle centinaia a carico del promotore finanziario di 44 anni di Portogruaro Fabio Gaiatto. I carabinieri di Cordignano hanno appurato il raggiro a carico di un carrozziere di 52 anni e del figlio 24enne di Orsago, che alla società a cui faceva capo il trader veneziano hanno versato in diverse tranche circa 40.000 euro in contanti con il miraggio di un guadagno facile e soprattutto sicuro, come gli altri 3.000 clienti rimasti beffati. I fatti risalgono al 2017, quando il carrozziere, inizialmente restio, si era lasciato convincere a piazzare i primi 15.000 euro da un rappresentante suo amico che lo aveva indirizzato a uno dei broker di Gaiatto, allora a capo del Venice Investment Group. Sullo smartphone poteva seguire l'andamento estremamente positivo del suo investimento, tanto da affidare all'individuo altri 15.000 euro e convincere anche il figlio a fare altrettanto con 10.000, salvo poi scoprire nel settembre del 2018 la condotta di Gaiatto, ora in carcere a Tolmezzo. L'entourage del 44enne aveva cercato di minimizzare, raccontando al carrozziere che i broker della società si erano incontrati a casa sua per festeggiare perché le accuse stavano sfumando. Nulla di più falso, padre e figlio hanno presentato denuncia, al vaglio anche la posizione dei due intermediari. È
Era l'unico in carcere della banda dell'Audi gialla. La sentenza di secondo grado però lo assolve. Non era lui alla guida del bolide che aveva terrorizzato il nord-est. Era accusato di essere l'autista della banda che a bordo della famigerata Audi gialla nel 2016 aveva rapinato e rubato almeno 3 abitazioni tra Padova e Vicenza, sfrecciando a folle velocità in contromano lungo strade e autostrade di mezzo nord-est. La Corte d'Appello di Venezia, però, dopo una lunga camera di consiglio, ha assolto Vasil Rama, 38enne albanese. Per i giudici non c'è prova che ci fosse lui a bordo dell'Audi gialla. Secondo la difesa, nessuno ha visto o riconosciuto l'uomo nei paraggi delle abitazioni depredate e così la sentenza in primo grado del Tribunale di Padova a 6 anni di carcere è stata ribaltata con l'assoluzione. Revocata la misura cautelare in carcere, il 38enne albanese resta comunque detenuto soltanto per finire di scontare la pena di 2 anni patteggiata a Venezia per i reati di ricettazione dell'Audi gialla rubata e per resistenza a pubblico ufficiale durante le fughe del 21 al 22 gennaio del 2016. La rapina di cui era accusato invece risale al 16 gennaio del 2016 a Torreglia nel Padovano, dove ci fu anche un conflitto a fuoco con i carabinieri, poi colpi di Romano di Ezzelino e di Cassola nel Vicentino, a cui seguirono le fughe ad alta velocità tra le province di Venezia e Treviso. L'Audi gialla venne ritrovata poi carbonizzata a fine gennaio in un campo a Donè di Fonte ai confini con il Bassanese. L'albanese, unico arrestato della banda, venne trovato in Grecia. Gli inquirenti avevano identificato anche i presunti complici, ma gli elementi non furono ritenuti sufficienti dal giudice per ottenere una misura cautelare. Amministrative di domenica, andiamo a Scorzè a conoscere i candidati alla poltrona di sindaco. Ancora pochi giorni e a Scorzè i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco che prenderà il posto di Giovan Battista Mestriner. A sfidarsi ci saranno l'attuale vice sindaco Nais Marcon che farà della continuità il suo cavallo di battaglia. Rimettere a posto sicuramente il centro, questo traffico che è qui davanti al municipio di essere ridotto, la strada deve essere sistemata, deve essere reso un centro fruibile dai cittadini anche dal punto di vista pedonale e quindi bisogna intervenire presto sui marciapiedi, sulla strada, sugli immobili che ci sono intorno, c'è da lavorare parecchio. Abbiamo già iniziato un lavoro su via Cercariolo e su questa via in fianco al municipio e speriamo di avere l'opportunità e di avere i mezzi per portarla avanti. Per il centro-sinistra si presenta Dario Zugno che vuole il rinnovamento a partire dalla scuola. Dovrebbe cambiare sicuramente il modo in cui sono coinvolti i cittadini. Noi vogliamo un comune che crei una rete di relazione tra i cittadini, che coinvolga i cittadini nelle scelte. Nel nostro programma abbiamo previsto una serie di proposte proprio per migliorare la partecipazione nel nostro comune. Creare un progetto per una nuova scuola, un plesso unitario che comprenda sia le elementari che le materne su Scorzè capoluogo e mantenere le elementari su tutte le frazioni. Un'impostazione quasi imprenditoriale arriva invece da Emanuela Barbiero che punta su più aspetti. Il nostro programma ha dei grandi temi da risolvere, la viabilità, la scuola, il centro cittadino, ma comunque prioritari sono sempre le emergenze, le persone disagiate, le famiglie in difficoltà, gli anziani, ma anche le stesse aziende, le attività commerciali che possono essere in situazioni di criticità. Sono temi che per me sono veramente prioritari e a cui io veramente voglio dare o riservare anzi una grande attenzione durante tutto il mio operato. E un vigile del fuoco ha utilizzato la sua immagine in divisa per la campagna elettorale come candidato consigliere comunale a Spinea a sollevare la questione della CGIL che parla di un uso improprio della divisa. Per la CGIL Funzione Pubblica l'uso della divisa per la campagna elettorale è improprio ed esula dal regolamento, ma sottolinea anche come la propaganda di Salvini faccia scuola. Secondo il sindacato, inoltre, il candidato utilizzerebbe la doppia immagine candidato pompiere anche su video e sul proprio profilo social. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospiti in studio Sergio Berlato di Fratelli d'Italia e Antonio Piarulli di Popolo Partite IVA. Con questa notizia termina questa edizione dei telegiornali dedicati alla provincia di Venezia, non mi resta che ringraziarvi e lasciarvi le previsioni del tempo. Arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Non si placa il brutto tempo sulle nostre regioni, ci attende un'altra giornata in ostaggio di una spiccata instabilità. Ma vediamo il dettaglio di mercoledì 22 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con più sole, dal pomeriggio però aumenterà la nuvolosità con l'arrivo di qualche rovescio, meno probabile tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime in aumento comprese invece tra 18 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche pausa asciutta e soleggiata nella prima parte della giornata, a seguire però avremo precipitazioni piuttosto frequenti, in esaurimento comunque entro la nottata. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 21 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con temporali un po' ovunque, ma col passare delle ore andrà un po' meglio e il tempo risulterà più asciutto. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in aumento comprese tra 24 e 25 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.